trovo con Alessandra Bianchi, la prima presidente del Calcio Padova. Come ci si sente in questo ruolo? La prima donna che è al vertice di una scuola di calcio a Padova. È un ruolo che rivesto con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, quindi ancora non mi ci sento pienamente perché io sono più una manager che non una figura, diciamo, istituzionale, anche se sento il peso positivo di questo ruolo e cerco di interpretarlo al meglio. Perché la storia di Alessandra Bianchi in realtà è una storia di economia, no? Mm-hmm. E improvvisamente catapultata nel calcio da quanti anni? E ormai dal 2017, quindi piano piano. Io ho sempre lavorato in finanza, ma andando appunto a calarmi nella realtà dei settori delle varie aziende in cui investivamo. Quindi il calcio è stato, ha avuto un inizio analogo per me e adesso però mi assorbe completamente ormai da tempo e devo dire che insomma mi ci trovo bene e cerco di fare il meglio che posso. Ma non ha trovato un ambiente ancora un po' tanto maschile rispetto ad altri settori della società? Io sinceramente non sono tanto abituata a farmi questo tipo di ragionamenti, per cui mi sono calata nell'ambiente. È chiaro che un po' di scetticismo c'è, ma non vedo grosse problematiche, ecco. La scuola del cuore è il Padova, immagino, qui però ce ne sarà un'altra. Beh, io sono sempre stata milanista. Il giocatore più amato del Milan? Beh, ti dico Van Basten perché poi è il momento in cui ero più attivamente tifose, quindi sono vista le prime Coppe dei Campioni. E chi vince il campionato quest'anno? Beh, per me dovrebbe vincere il Milan, poi spero di non, così come dovrebbe farlo il Padova. Come finirà il Padova quest'anno? Quest'anno siamo è un po' un anno zero, siamo ripartiti. È un Padova più giovane, avere giovani di prospettiva secondo me è un elemento in più ed è la direzione in cui il calcio dovrebbe andare. Crede nella fortuna? Sì, nel senso che non l'abbiamo avuta e devo dire che quella ci è mancata. Se lo sapessi sarei già in Serie B da tempo, purtroppo. Grazie Alessandra Bianchi, buongiorno mattina. Grazie.